Ben ritrovati cari telespettatori, quest'oggi supportati come sempre dallo SPI CGIL del Veneto, ma nel caso specifico, perché sono tutti impegnatissimi al congresso della CGIL, ne parliamo con l'ANPI, ANPI Padova rappresentato dalla Presidente Floriana Rizzetto, Presidente Comitato ANPI Padova, grazie di essere qui con noi. E anche ne parliamo con il coordinatore degli studenti per UDU Padova, Unione degli Studenti Medi, giusto, di Padova, Domenico Amico, grazie anche a lei. Giornata dedicata a ricordare il 27 gennaio, giorno della memoria, ma vediamo di analizzarlo come si cerca di far sempre, supportati come dicevo dallo SPI CGIL, sotto angoli prospettici diversi, anche mentalità e come vediamo generazioni completamente diverse. La domanda iniziale è quella, io la pongo a lei Presidente, perché secondo voi che rappresentate l'ANPI, quindi l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, è importante il giorno della memoria, è importante ricordare, e perché ci tenete nella collaborazione con lo SPI, lei tra l'altro è anche iscritta allo SPI anche se non ha ruolo istituzionale, a creare questo rapporto con le generazioni e quindi questa grande partnership e collaborazione di dialogo? Beh, a parte che il rapporto con le generazioni sarebbe molto importante perché è un problema evidentemente di eredità che noi consegniamo e che d'altra parte abbiamo ricevuto da quelli più grandi di noi, altrimenti ogni volta si interrompe la storia non dovrebbe interrompersi, la memoria sappiamo che cala col tempo, ecco, ci sono delle cose che non dovrebbero essere dimenticate. Purtroppo il nostro mondo, soprattutto in questo secondo dopoguerra di rapidissimi cambiamenti e di tecnologia che avanza continuamente, tende a dimenticare. L'italiano è un po' di memoria corta, gli italiani insomma, però effettivamente io sono nata poco dopo la guerra, fine della guerra, e ho visto un cambiamento mostruoso, per cui è chiaro che più cambiano le cose e più è difficile ricordare o capire quello che c'era prima, e credo che questo, quindi il discorso di ricordare alcune cose che non possono e non devono essere dimenticate, sia fondamentale. Questa è la cosa che appunto l'ANPI porta avanti, e mi pare che appunto sono iscritta anch'io allo SPI, anche mi pare che noi facciamo tantissime cose con la CGIL e con lo SPI, e queste sono le cose che anche lo SPI porta avanti, e ci troviamo su alcuni temi fondamentali che ci uniscono e che credo dovrebbero essere i temi che il nostro paese condivide e quindi da lasciare anche in eredità a ragazzi appunto come Mimmo qui e ai più giovani, in modo che non venga perduto quello che deve essere secondo me mantenuto. A questo proposito, giusto per fare una parentesi, ma che serve anche per spiegare a chi ci ascolta, l'ANPI cosa fa adesso? Da chi è composto? Che ruolo viene ad avere? Allora, come si relaziona anche col sindacato? Allora, l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, nel 2006 ha cambiato lo statuto. Il nostro statuto deve essere vagliato, poi vidimato dal Ministero della Difesa, perché noi siamo Associazione Combattentistica ed Arma, perché all'inizio era formato proprio da chi aveva partecipato alla lotta partigiana. Nel 2006 c'è un cambio di statuto che ammette anche i non partigiani, anche perché altrimenti sarebbe stato destinato all'estinzione, e questo lo si vede anche in altre associazioni, la NEI, ex internati, l'ANEL, ex deportati, perché evidentemente queste persone ormai, quelle che hanno vissuto, stanno morendo, ci stanno lasciando. Ci sono ancora partigiani viventi e alcuni ancora molto attivi e molto lucidi, però evidentemente la cosa, ecco, proprio questo dicevo prima, portare avanti questa memoria. Allora in questo momento io ho i dati del 2021, per quelli del 2022 arriveranno tra poco, eravamo 137.000, il che non è poco per un'associazione. Se si confronta adesso con i risultati dei partiti, che sono calati molto rispetto a una volta, non è male insomma come tipo di ecco, a Padova quest'anno abbiamo avuto 1490 iscritti, e quindi insomma c'è ecco, chiaramente a Padova ormai come partigiani siamo proprio al lumicino. È morto un mese fa, poco più di un mese fa, il presidente che era prima di me, che era stato un partigiano attivo, Emilio Pegoraro, è morto a 101 anni, e abbiamo delle donne adesso iscritte all'ANPI. In nazionale ce ne
ne sono ancora, però ogni anno il quoziente cala. Ecco, però noi portiamo avanti questo, portiamo avanti che cosa? Noi i valori della Costituzione, i valori per cui i partigiani hanno lottato, che sono appunto nella Costituzione, e quindi noi crediamo in questo e partecipiamo a tutte le manifestazioni in cui si ricorda, si insegna e in cui la Costituzione è valorizzata. Perfetto. Vi rivolgete anche alle scuole più giovani? Anche ai più giovani nelle scuole andate? Sì, andiamo, c'è addirittura c'è un protocollo AMPI-MIUR che quest'anno scade per la terza volta, triennale, speriamo che venga rinnovato, e quindi abbiamo delle partnership con le scuole. Noi per esempio abbiamo lavorato abbastanza con il Liceo Marchesi a Cadoneghe, ma siamo andati anche in altre scuole, e vedo dai miei colleghi, perché siamo in rapporto sia col coordinamento donne eccetera, che ci sono nelle varie sedi delle attività, quindi siamo sempre disponibili e a partecipare, a lavorare anche nelle nostre manifestazioni. Per esempio noi ne facciamo una ogni anno per ricordare Francesco Sabatucci, che è stato ucciso in via Configliacchi dietro il Liceo Fermi. Vengono sempre delle classi del Liceo Fermi. Che rapporto c'è con come reagiscono a questi incontri i ragazzi? Dopo lo sentiamo direttamente. Appunto lo senti direttamente. È chiaro che quando noi ci siamo chiamati vuol dire che c'è già stata una sensibilizzazione da parte delle scuole. Adesso c'è Liliana Segre che è preoccupata del calo della memoria, però le confesso che io sono una ex insegnante ed ex preside, che ci sono insegnanti che queste cose le fanno, le praticano, e ripeto, e ci chiedono aiuto, e quindi vuol dire che sensibilizzano anche i loro scolari. È chiaro che se arriva della gente che non sa assolutamente niente, lì diventa un po' più difficile riuscire, però di solito appunto c'è già un terreno preparato agli insegnanti, perché ci sono la categoria di insegnanti so che è molto bistrattata, ma io tendo a valorizzarla da ex insegnante. Ci sono dei bravi insegnanti ancora. E la domanda la giriamo a chi ha lasciato le scuole, perché adesso all'università ci sono sempre insegnanti, per carità, il rapporto è un po' diverso. Guardando indietro, e quindi anche gli amici, colleghi, ex compagni, eccetera, e non senza fare critica, però nell'insegnamento delle scuole, questi ricordi storici, questi momenti, che sono anche abbastanza, sono considerati recenti, anche se recenti secondo me ormai non sono, perché quando parliamo di tanti anni, decenni fa, appunto, generazioni che non hanno neanche alba, veramente non hanno neanche i genitori che possano raccontarli. Vengono sufficientemente valorizzate, spiegate, illustrate, comprese, oppure no? Io faccio parte della generazione che si arrivava a stento alla seconda guerra mondiale, e saluti, per cui io la prima ecco, immaginiamo, ma proprio perché il programma si tirava tanto in lungo i romani, il medioevo e le crociate, che poi la seconda guerra mondiale, se non te lo raccontavano i nonni. Purtroppo diciamo che non è cambiata tanto la situazione, nel senso che cristallizzata la nostra l'istruzione nelle scuole superiori riesce ad arrivare a degli eventi storici che si aggirano intorno a poco dopo la seconda guerra mondiale. Eppure anche la giornata della memoria viene ricordata. È un processo che parte dalle scuole elementari fino ad arrivare alle superiori. Si analizza per bene quello che è stato storicamente il processo che ha portato alla deportazione, allo sfruttamento del lavoro, all'uccisione di un intero popolo all'interno di una nazione. Il problema principale è che arrivato a un certo punto bisogna iniziare a comprendere che bisogna veramente entrare nel cuore anche dei ragazzi e delle ragazze all'interno degli istituti. Promuovere delle attività è fondamentale, bisogna anche far riflettere perché la memoria è importante, soprattutto perché la storia è maestra di vita, ce lo dicono sempre fin da quando iniziamo le superiori a studiare storia. È fondamentale però non solo ricordarsi che è stato un avvenimento passato e che non dovremo più ripetere, ma che può capitare anche ai giorni d'oggi in diversi contesti. È quello che deve fare l'istruzione. Ricordare cosa è stato il passato, ma tenerlo a mente anche e soprattutto per il presente. Perché, secondo il vostro punto di vista, quindi di giovani, dopo magari la stessa domanda la posso girare anche a lei, Presidente, c'è questo rischio di ritorno, quando le situazioni sono completamente cambiate, socialmente i rapporti sono diversi, le modalità con cui anche le giovani generazioni si relazionano
E poi il fatto l'ha detto anche la Presidente, ma anche se Segre l'ha sottolineato, la memoria è corta, ma è veramente corta per una serie di ragioni che noi, lavorando tutto attraverso il web, il cellulare, non riusciamo ad avere una lunghezza di ricordo. Per cui non potrebbe esserci invece il fatto che c'è si scorda completamente, è un periodo passato, non c'è nessun tipo di ritorno su quegli aspetti. Il problema principale non è tanto il ricordare, perché fortunatamente l'Italia, anche nel mondo dell'istruzione, ha voluto metterci un'impronta decisiva. Quindi abbiamo delle intere generazioni che partono dal passato fino ad arrivare a quella mia, che è ben consapevole di cosa è stato il passato. Il tema è quando non riesce a contestualizzarlo. Prima citavamo la senatrice a vita Liliana Segre, in una vecchia intervista lei era estremamente preoccupata di come noi affrontavamo il tema dell'immigrazione, ad esempio, di come non guardavamo, ad esempio, 200 morti in mare come 200 persone, bensì le guardavamo come dei numeri, 200 come se fossero un numero, con la stessa identica mentalità con cui si affrontavano determinati processi politici in quei contesti, in quello che oggi noi ricordiamo. E quello allora ci dobbiamo ricordare, qual è stata anche la consapevolezza di allora nel voler distruggere quel sistema e voler ricordare cosa è stata quella catastrofe e contestualizzarlo ai giorni d'oggi. È fondamentale che non ci deve essere un negazionismo, seppur c'è estrema difficoltà in questo argomento, perché più si va avanti nel tempo, più ci si tende a scordare qual è stato l'impatto a livello umano. Diceva anche Floriana Dell'Ampi che a poco l'Ampi ha cambiato lo statuto nel 2006 perché riconoscendo che potevano far parte anche i non partigiani, chiaramente. Ma tantissime nuove generazioni hanno potuto far parte dell'Ampi, hanno potuto collaborare magari con diverse associazioni insieme all'Ampi, ed è questo quello che bisogna fare, portare quelli che erano anche i valori che portiamo insieme al sindacato dei pensionati italiani, insieme a chi fa parte dell'Ampi, e riuscire a contestualizzarlo ai giorni nostri con delle istanze, delle rivendicazioni anche di piazza. Bisogna mobilitarsi affinché determinati eventi non possano succedere nuovamente. Ed è difficile quando siamo sotto a un governo che è diventato istituzione a tutti gli effetti, seppur con un'impronta ideologica che, se avessimo studiato dopo il 1945, avremmo scoperto cosa è stato anche questa forma di governo, che viene da un ex ormai partito, un ex movimento, il Movimento Sociale Italiano. Non ci dobbiamo scordare però che, seppur oggi le istituzioni provano a rinnegare anche la loro ideologia, dobbiamo stare attenti, dobbiamo tutelare questi luoghi, queste giornate, la giornata di oggi, anche nonostante abbiamo delle istituzioni che fanno a capo a vecchie ideologie. Però le istituzioni non hanno mai negato niente, attenzione. No, assolutamente, infatti condivido. Io dico guardiamo il presente e non guardiamo il presente, ma infatti guarda il presente, altrimenti però tutti veniamo accusati per il proprio passato e qua si apre un vortice, esatto. Assolutamente. Allora vi interrompo un secondo perché abbiamo la pubblicità che incombe, poi eventualmente mettiamo anche in onda i messaggi che sono arrivati. Pubblicità, pochi secondi. Allora, eccoci insieme sempre con i nostri ospiti. Intanto stavo chiacchierando e così per conoscerci meglio avevo chiesto a Domenico Amico che cosa studiava e studia. Statistica. All'Università di Padova. Sì. Quindi a che anno? Sono ormai quasi alla fine, mi mancano qualche esame per la laurea triennale. Sì. Perché dopo ci sarebbe la quinquennale. Poi c'è la magistrale di 2 anni. Quindi insomma ancora a metà del cammin, sì, a metà del cammino. Dipende poi uno che scelta intraprende, infatti anche quello con queste lauree molto. Tra l'altro vabbè, questo mi collega alla statistica, all'innovazione, quindi possiamo fare anche un passaggio da quel punto di vista. E invece la Presidente è un ex in pensione da un po' di tempo, insegnante e preside. Sì, giusto? certo, donna di scuola. Insegnante di? Io insegnavo lettere e in particolare ho insegnato 23 anni a un liceo classico, quindi ero laureata in lettere classiche e quindi sarei latinista e grecista come formazione umanistica insomma. Piena, allora perfetto. E quindi storia
la mastica da Ecco, sicuramente abbastanza. noi facevamo più la storia antica Sì, ho e capito. quindi diciamo che la mia specializzazione in storia contemporanea è venuta più proprio con la presenza dell'ANPI. Avevo insegnato alle medie storia contemporanea, ma devo dire che l'approfondimento l'ho fatto da presidente dell'ANPI, perché alcune cose evidentemente non le avevo approfondite prima. Sufficientemente. Aspetti che è arrivato un messaggio, vediamo di leggerlo, se la regia me lo può rimettere in onda un attimo. Eccolo qua. La bomba atomica con 200.000 morti è sempre viva nei nostri pensieri, anzi la temiamo ancora, mentre la Shoah con oltre 15 milioni di morti tende a essere dimenticata. Pazzesco l'essere umano. Beh, a parte che vabbè, la Shoah, vediamo cosa intendiamo per Shoah, perché sono 6 milioni gli ebrei, poi 500.000 i Rom Sinti, poi ci sono gli omosessuali, poi ci sono le famose vite indegne di essere vissute, cioè i disabili, e poi ci sono i vari prigionieri, ecco, quindi intendiamo, allarghiamo, ecco, perché spesso come Shoah pensiamo solo agli ebrei in realtà. Ecco. È chiaro che adesso il rischio nucleare c'è, e quindi evidentemente il rischio delle stragi c'è sempre, anche perché vediamo che la vita umana, come diceva prima Mimmo, sembra che conti poco nonostante le tragedie. Basta vedere quello che sta succedendo in giro per il mondo, a parte appunto quelli che muoiono in mare perché non vengono accolti o perché naufragano, ma basta vedere quello che succede in giro di guerre dimenticate di cui non ci interessiamo, ci interessiamo solo di quelle che stanno tanto vicine, ecco, fa e comodo. quindi è pazzesco, effettivamente c'è questa anche questo vivere nell'eterno presente, questo vivere concentrati sui propri problemi, che per carità ovviamente ci sono, in un mondo che sì, non mi pare, ci sono esempi in tutti i continenti di cose che non vanno, e appunto adesso ci occupiamo della nostra guerra, Ucraina e Russia, ma basta No, ma pensare che poi le a cosa... persone normali, cioè la maggior parte delle persone appunto presa da molti problemi del quotidiano che tutti sono prodighi nel tenere sempre ben attivi. La guerra in Ucraina ormai non è neanche più percepita come tale, tanto è vero che altrimenti non avrebbero invitato Zelensky al Festival di Sanremo. Beh sì, devo dire che quello con cioè, tutto, penso che lo facciano per ricordare. Sono un po' perplessa sull'invito al Festival di Sanremo, per carità, non voglio indipendentemente da chi ha torto e chi ha ragione, ecco, non prendo posizione, però forse insomma vabbè, per carità, tutto fa brodo e tutto fa conoscere, però insomma vabbè. Allora, è proprio questo, tutte le tantissime modalità per tenere presente, per tenere viva, per sensibilizzare, acutizzare la sensibilità delle persone. Allora, per i più giovani ci sono delle modalità diverse che forse sarebbero più efficaci, più toccanti, perché ci sono tanti temi, tra i quali anche questo, per carità, che è bene ricordare, tenere sensibili attivi, però poi quando ci si trova contingentemente coinvolti in certe situazioni, appunto non ce n'è. Quindi forse è la modalità che è sbagliata, che non funziona più, perché se le cose sono cambiate, un laureato in statistica di adesso non è il laureato in statistica di 10 anni fa, e le ambizioni magari sono anche diverse, no? Ma chiaramente è un po' il concetto per cui di base c'è l'idea che magari non cambia, però gli strumenti con cui essa può divulgarsi devono necessariamente anche aggiornarsi ai tempi d'oggi. Mi spiego meglio. È fondamentale il processo educativo, che forse non cambia di molto, cioè il processo per cui stai andando a sensibilizzare questo tema da quando sei piccolo fino a quando raggiungi un'età adulta. Ed è fondamentale. E questa è la scuola. Fino alla scuola, perché è fondamentale, perché lo guardi a seconda dell'età e a seconda anche in quale istituzione sei, è fondamentale anche capire il tema e fare in modo che venga narrato in un certo modo via via che si va crescendo. Il problema poi è quello che viene oltre, parlando anche dal punto di vista prettamente universitario. Il più delle volte si tende a non affrontare questo argomento anche nei luoghi universitari, nei luoghi accademici in modo effettivamente mirato. Mi spiego meglio. Chiaramente si studia quella che è stata
la storia, quella che è stata la descrizione, non riusciamo mai effettivamente a poter capire di che cosa abbiamo bisogno oggi noi giovani per comprendere veramente il tema, o come possiamo fare in modo di poter arrivare alle nuove generazioni cercando di non lasciare niente. Mi spiego, prima si è detto che più si va avanti più il ricordo va sempre di più a svilire. Bisogna stare attenti, perché il ricordo va a svilire solo e esclusivamente perché noi non stiamo trovando nuovi mezzi per comunicare alle nuove generazioni. Infatti quello discorso che dicevo, proprio sono le modalità di comunicazione o di cogliere la sensibilità che sono diverse, perché un nativo digitale comunque immagino che tu sia un nativo digitale. Assolutamente sì. Ha un modo di captare, di percepire la realtà che è assolutamente diverso. Cioè, io posso capire che un nativo digitale, guardarsi anche questa trasmissione, anche no, cioè un po' che noi, a parte voi che siete impegnati, che fate parte già, avete fatto una scelta anche di partecipazione e quindi è una scelta, ma molti sono abituati a cose velocissime, rapide, a messaggi molto, il classico TikTok della situazione. Però poi diventa come il concetto della guerra, bisogna stare attenti perché poi diventa, non è solo per la nostra generazione, oserei dire che anche... diventa trasversale, sì, infatti. Perché poi automaticamente si entra in una bolla per cui un tema può durare massimo una settimana, hai una settimana di grande sensibilizzazione su quel tema, e dopo... con strumenti di oggi che ti fanno affrontare quel tema espulciandolo nei minimi dettagli. E poi dimentichi, reset. Esattamente, e bisogna stare, è lì la capacità di voler approdare nei social in modo costante, in modo tale che noi facciamo un grande lavoro affinché determinati temi vengano affrontati non nell'arco di una bolla temporale di 1-2 settimane, ma che perdurino. Ci sono diverse modalità con cui la comunicazione politica anche può durare di più. Infatti adesso voglio coinvolgere anche la Presidente dell'ANPI, anche come ex insegnante. Oggi la Meloni non ha assolutamente rinnegato questo sterminio, anzi ha sottolineato che questo sterminio non può e non si deve dimenticare. Immaginavo appunto che ci sarebbero state delle precisazioni. Sì. Prego. Io non so adesso perché non sono stata via tutta la mattina per la cerimonia appunto e poi sono venuta qui non so cosa abbia detto la Meloni, ma la Meloni ha in vario modo assunto una posizione da primo ministro di fatto, quindi si è in anche perché avesse voluto fare altre cose, per esempio a livello economico il governo Draghi aveva tracciato una strada che non era cancellabile e chiaramente non può dire, l'ha detto in modo particolare durante il discorso dell'insediamento, ha ricordato il risorgimento, non ha ricordato la resistenza, ma ecco, è chiaro che lo sterminio, adesso ci sono i negazionisti anche per lo sterminio degli ebrei, però insomma è talmente evidente, codificato e saputo che non potrebbe dire che va bene. È chiaro, qui lei deve assumere, è una Presidente del Consiglio, io continuo a dire che visto che Presidente è un termine che può andare maschile e femminile, dico la Presidente del Consiglio, vabbè, sarà una mia mania, ecco, e quindi non può dire diversamente. Poi dopo ci sono state, abbiamo visto, manifestazioni da parte di molti dei suoi ministri, il festeggiamento della seconda carica dello Stato che festeggia la nascita del movimento sociale, ci sono uscite un po' fuori dalle righe e su questo bisogna vigilare. Io credo che la vigilanza debba essere continua, attenta, perché non ufficialmente ma le cose saltano fuori, insomma, ecco. Sì, tra il saltare fuori però e il ricadere in certe situazioni ce n'è. Sì, non credo che sia proponibile in questo momento europeo, però in modo diverso in altri stati del mondo vediamo che ci sono delle persecuzioni e delle colpevolizzazioni e degli impedimenti alla libertà delle persone. Parliamo dell'Iran, parliamo dell'Afghanistan, parliamo anche dell'Egitto, in cui il caso Regeni non si riesce a sapere. È chiaro che non ci potrà mai essere una nuova conferenza di Wannsee in cui si dice che la soluzione finale è lo sterminio degli ebrei, cosa che però poi è stata applicata anche dal fascismo, che aveva già cominciato eliminando la libertà di opinione, mandando al confine, quindi il confine non ce l'aveva in quel momento con gli ebrei, ma
contro gli avversari politici sì, e poi ha applicato tranquillamente le leggi, siamo nel 38, le leggi razziali o razziste, già impedendo l'esercizio di professioni, la frequenza della scuola pubblica, e poi dopo l'8 settembre con la deportazione. Insomma, certo. Vi chiedo alla regina prima slide, che è il giorno della memoria, 27 gennaio, sì. Vediamo la porta di accesso ecco qua, eccolo qua Auschwitz. Di Auschwitz. Sono stata io a Auschwitz. Infatti volevo proprio chiederle questo, le visite ad Auschwitz anche da parte delle scuole, supportate dagli insegnanti con certo. il percorso eccetera, vengono fatte o perlomeno venivano fatte fin prima del Covid, adesso non so se sono riprese. Sono ripresi, perché ho visto che l'ingegnere Manigni Akur, che era l'ex presidente della comunità ebraica prima di Gianni Parenzo, dell'avvocato Gianni Parenzo, ha pubblicato un secondo libro sui viaggi della memoria. Mi pare che ci siano stati quest'anno una ripresa dei viaggi che si facevano una volta, mi ricordo le scuole andavano con degli itinerari, e noi come AMPI per esempio alcuni anni fa abbiamo partecipato, mandavamo dei ragazzi, 1 o 2 per comitato, a Bruxelles pagando noi, e poi da Bruxelles in treno li portavano a Auschwitz e ritorno. Quindi credo che sia una cosa che si deve fare, a parte che Mauthausen è abbastanza vicino, insomma, quindi non è, perché Auschwitz è un po' lontanino, ecco, certo, ma Mauthausen è abbastanza vicino, quindi insomma lì basta superare un po', sì, è verso il confine nord dell'Austria, però insomma è una cosa abbastanza raggiungibile, insomma, la visita a questi luoghi, intanto chiedo anche un'altra slide che ricorda il 27 gennaio del 45, il 20 luglio del 2000, il 1 novembre del 2005, poi le ricordiamo. Un secondo che c'è un messaggio: siete ancora allora, state ancora associando Fratelli d'Italia, Meloni al fascismo? Vergognatevi voi di sinistra, che è ora di finire di attaccare un governo eletto dagli italiani. Accennavo prima che qua si entrava in una bagarre politica, non ribadiamo questo perché altrimenti non ne finiamo più. No. Ritorniamo sul tema. Le visite appunto a questi luoghi smuovono la sensibilità, secondo me toccano la sensibilità dei giovani, forse più che non tante altre cose, no? Teoriche. Può darsi, può essere. Sì, io parlo personalmente e cambia totalmente la situazione, cambia totalmente idee. Vivendo in quel luogo, toccando anche, capisci effettivamente che cosa è stato. Ed è fondamentale, e io ricordo sempre che le nostre generazioni devono andare a quei luoghi. Di solito c'è sempre un dilemma, per cui visitare quei luoghi fa paura. Si dovrebbero guardare, ma come dire, non creare un'eccessiva istruzione che mandi le persone all'interno di quei luoghi. Invece, secondo me, è sbagliato, e anzi noi, insieme all'AMPI e allo SPI, abbiamo sempre promosso dei treni della memoria. Che cosa sono questi treni della memoria? Insieme agli istituti o agli studenti e studentesse che volevano andare a vivere quei luoghi, partivamo da tutta Italia, quindi dal sud al nord Italia, per arrivare in quei luoghi con delle visite che non guardavano gli accenni storici di quando è arrivato l'alleato, ha liberato un determinato tipo di campo di concentramento, di lavoro, o gli strumenti banalmente che venivano usati, ma ti raccontavano proprio passo per passo l'aspetto umano, l'aspetto anche delle testimonianze di quello che sono state le persone che hanno vissuto in quei luoghi negli anni. E ti cambia radicalmente, esci e cambi totalmente idea. Personalmente siamo stati appunto con la mia scuola in un campo di lavoro forzato, e molte persone anche hanno iniziato a vederlo in un'ottica diversa, e nel tempo hanno sviluppato idee anche totalmente diverse magari a quelle che potevano essere una semplice superficialità su questo argomento. Quindi è fondamentale, e anzi rilancio, sempre più istituti devono fare in modo che queste nuove generazioni che vengono possano entrare veramente in questi luoghi, certo, vivere le esperienze dirette. Allora, interrompiamo un secondo, abbiamo la pubblicità, poi torniamo a noi, vediamo anche altri momenti di ricordo tra poco.
Allora, ritorniamo a noi, chiedo appunto di mettere in onda l'altra slide, perché ricordare, perché ci sono, ecco qua, qui vediamo le date, innanzitutto sono scandite, momenti storici fondamentali, 27 gennaio 45 le truppe dell'Armata Rossa entrano ad Auschwitz, ed ecco il perché del 27 gennaio, il 20 luglio del 2000 viene istituito il giorno della memoria, e il 1 novembre del 2005 l'Assemblea Generale dell'ONU istituisce la giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell'Olocausto. Ecco il perché, quindi spieghiamo, anzi spiegate le 3 date fondamentali. Poi ci sono 2 frasi, una di Primo Levi, l'altra di Liliana Segre, che magari vorrei commentasse lei, Presidente, ma anche naturalmente il rappresentante degli studenti. Vediamo la slide successiva. Praticamente Primo Levi dice: è avvenuto, quindi può accadere di nuovo, questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire. E Liliana Segre dice: se non saremo sempre vigili, attenti, informati, solidali e attivi, il passato potrebbe accadere ancora e ridiventare futuro. Sono frasi un po' inquietanti. Sono inquietanti, però è vero questo, perché ci sono delle cose che tu pensavi non sarebbero mai più risuccesse, invece succedono. Lo vediamo appunto fortunatamente non nel nostro paese, ma in altri paesi, che ritornano evidentemente alcune cose che non dovrebbero tornare. Io penso che sia difficile che una cosa come la Shoah e il progetto, perché c'è un progetto ben preciso di sterminio, tra le altre con un concetto di razzismo che esiste ancora, ma sappiamo che la scienza ha verificato e chiarito che esiste un'unica razza, una razza umana, e che tra le altre deriviamo dall'Africa, perché gli Ussi deriva dall'Africa, quindi eravamo tutti neri probabilmente all'inizio. Ecco, quindi chi sa queste cose dovrebbe pensarci 3 volte. Molti non le sanno, e poi ci sono, prima si parlava dei giovani, ci sono anche giovani che sono fuori di questi meccanismi di istruzione, e quindi vediamo gli sbandamenti, le bande giovanili, il disagio, quindi abbiamo anche la possibilità, anche attraverso i social, di influire in modo negativo, e quindi dovremmo stare attenti anche a queste cose, insomma, quindi... C'è un'altra frase che vorrei chiedere con la slide successiva di commentare, questa volta la facciamo commentare al rappresentante degli studenti, e dice: una come me ritiene che tra qualche anno, sempre la serie sulla Shoah, ci sarà una riga tra i libri di storia, e poi neanche quella. Le iniziative che possono venire da una vecchia come me a volte sono noiose per gli altri, questo lo capisco perfettamente, so cosa dice la gente del giorno della memoria, la gente già da anni dice basta con questi ebrei, che cosa noiosa. Quando uno invece l'ha visto l'orrore, sa che ormai ne può parlare solo con 4-5 persone, allora non è mai contento ed è più noioso degli altri. Cosa dice di queste cose? Perché tanti sono i giovani che effettivamente reagiscono in questi termini. È vero, quando la senatrice ha ragione quando dice che si rischia veramente di ridurlo a una semplice riga, è perché anche nei testi scolastici si va sempre di più a riassumere. Ma come si può effettivamente combattere? Che cosa vuole dire effettivamente la senatrice? Vedersi, parlarne non vuol dire solo analizzarlo. È fondamentale che si vada anche, prima si è citato Primo Levi, si vada veramente a studiare a livello culturale, a livello anche letterario, qual è il significato di quei testi, che cosa voleva trasmettere l'autore. Esatto, non chiedo alla regia che passi con le altre slide, che così le persone vedono le locandine delle variazioni che vengono organizzate sul territorio in collaborazione con lo SPI. Prego, non volevo interrompere. Dico semplicemente che se noi accettiamo che effettivamente si possano ridurre questi eventi e queste commemorazioni a delle semplici righe nei libri di testo che normalmente gli studenti e le studentesse devono studiare, stiamo accettando che il ricordo via via può sfumare, e magari può anche tornare, perché è questo, perché è successo poi dal 1945 ad oggi che in diverse parti del mondo ci sono stati dei veri e propri genocidi, e quindi bisogna stare attenti, bisogna ricordare, e forse oserei dire anche va fatto anche un parallelismo, va ricordato quel periodo storico con altri periodi storici dal 45 ad oggi. Questo è sicuramente fondamentale, perché se un giovane vede che una cosa non è capitata 70 anni fa, ma
10-15 anni fa, quindi quando lui anche era in vita, sa perfettamente che non è un fenomeno che è morto e che non può ricapitare, ma che è successo quando lui era in vita e che può ricapitare anche domani, dopodomani, non si sa quando, in quale parte del mondo o perché no anche nel proprio paese, se non si mantiene il ricordo. Prego. Sono passati ormai quasi 30 anni, ma Hutu e Tutsi, c'è stata in Africa, c'è stato uno sterminio, 8.000 o 9.000 a Srebrenica, bosniachi uccisi dai serbi, tra l'altro c'erano le truppe dell'ONU lì che hanno guardato, quindi c'è sempre anche vicino a noi la possibilità di ripetere. È chiaro che non c'è quel progetto che appunto a cui accennavo prima, però il rischio c'è sempre e per quello non deve essere dimenticato, perché è chiaro che mano a mano che la storia va avanti si ridimensiona il posto che tu dedichi nei libri di testo, anche i libri di testo si occupano di tantissime cose, la scuola fa anche la migliore, fa quello che può. Però alcune cose dovrebbero essere consolidate e ricordate, insomma. Può servire appunto la celebrazione come quella odierna, può servire la produzione di libri, anche di testimoni che all'inizio non hanno parlato ma che poi hanno cominciato a parlare, può servire la produzione cinematografica, ci sono dei film molto belli anche e quindi che ci portano queste testimonianze, perché tra poco appunto gli ultimi testimoni se ne andranno, ecco. Infatti questa è anche una cosa che è un patrimonio di conoscenze e di testimonianza straordinario che naturalmente viene meno, quindi ti è mai capitato di sentire testimonianze dirette e che impressione lasciano rispetto a un ricordo che non ne ha legame? È fondamentale avere delle testimonianze dirette. Perché una volta tanti avevano i nonni, no? Che potevano raccontare. Banalmente, ma perché era come andare a visitare i luoghi, come ascoltare le persone, è un contatto umano che le nostre generazioni hanno bisogno. Personalmente vengo da un contesto del sud Italia, per cui effettivamente non ho mai avuto l'occasione di poter vedere quello che è stato il regime, in quanto vivevamo in un contesto magari di estrema povertà del territorio. Però molti miei amici, colleghi, sento che ritrovano un po' la figura del ricordo storico tramite le vecchie generazioni, tramite quelli che sono stati i nonni, ma non per forza, anche conoscenti pensionati che tramandano effettivamente quello che è il ricordo o anche banalmente le idee e le riflessioni, perché non è solo un ricordo, è l'idea di un mondo che è stato e che hanno voluto cambiare. E che ci sono riusciti poi, perché poi si è aperto. Il problema è quando poi si torna anche a quei principi per cui nella popolazione possono esistere persone inferiori rispetto a anche quella è una cosa gravissima. Sono stata ad Auschwitz, dovrebbe essere una tappa obbligatoria per tutti i governanti del mondo. Proprio quando si parlava di testimonianze e di sensibilità che vengono acuite. Certo, però in fondo non occorre andare tanto lontano, perché basta andare alla Riviera di San Sabba, che è stato comunque un campo di sterminio in Italia, l'unico. Ci sono i campi di trasferimento come Fossoli, quindi abbiamo delle testimonianze anche in Italia. E in fondo Mauthausen è in Austria, quindi non è così tanto distante, perché Auschwitz comincia a essere un po' lontano. Però io devo dire sono stata in parecchi campi, l'ultimo Auschwitz sono stata uno degli ultimi che ho visitato, e devo dire quando arrivi e vedi queste vetrine con le scarpette è una roba che insomma io anche sono un'adulta, insomma ecco, mi è venuto da piangere. Sì, sono molto molto toccanti, assolutamente. Questo a proposito, hai accennato prima il fatto che magari nel sud certe cose sono vissute diversamente proprio perché la guerra è stata vissuta diversamente e la lontananza da qui è più facile anche andare a fare certe visite. È rilevante quindi questo, e nonostante siamo nell'era della comunicazione globale, a volte la comunicazione è carente, forse anche nelle scuole stesse, non so. Sì, cambiano un po' a seconda dei contesti geografici. C'è da dire però che magari l'ho affrontato molto velocemente, le leggi razziali applicate nel 1938 sottostavano a tutto il paese, quindi è chiaro che venivano applicate anche nei miei territori, di cui ci sono esperienze, pochissime, ma quelle poche vanno custodite, vanno tutelate. Perché? Perché magari
vi erano più casi all'interno del centro e del nord Italia e ce ne ritrovavamo veramente poche nel sud Italia, per cui era molto più difficile comunicare, per cui era molto difficile fare delle iniziative e tramandare anche l'idea. La comunicazione serve anche a questo: quando hai tanti casi, quando hai pochi casi, devi fare sì che tutte le forze siano concentrate in quello. Le associazioni anche che tendono a ricordare questa giornata sono veramente poche in diversi contesti. Magari parliamo qui nel Veneto, a Padova, fortunatamente abbiamo una grande comunità che ci permette di poterne parlare. In altri contesti e in altri territori dobbiamo fare in modo che siano le stesse identiche comunità anche a livello numerico, che portino questa idea. Perché qui siamo in una condizione di poterne parlare, dobbiamo fare in modo che arrivi il messaggio alle generazioni che vivono anche in diversi territori. Benissimo, questo sì. Siamo arrivati alla chiusura, Presidente, da lei la chiosa finale. Sì, non volevo dire che comunque c'è stata una valorizzazione da parte dell'ANPI della resistenza del Sud, che è vero che si è liberato subito perché lo sbarco degli alleati è del luglio del 43 e le 5 giornate di Napoli sono del settembre, quindi si libera. Però il ruolo dei partigiani meridionali che si trovavano per motivi ovviamente logistici al nord è stato valorizzato molto, e per esempio c'è stato un campo di concentramento a Ferramonti di Tarsi in provincia di Cosenza, quindi dobbiamo ecco, quindi c'è stato questo discorso e c'è stata da parte dell'ANPI una valorizzazione di quella che è stata la resistenza del Sud, ovviamente magari al nord logisticamente, ma ecco, quindi credo che queste cose non debbano essere perdute, debbano essere studiate, ovviamente contemperando con le altre cose che si devono studiare, ma che è un messaggio che non può essere dimenticato. Ecco. Grazie, assolutamente. Io ricordo appunto, abbiamo visto le locandine prima, come vengono ricordati i giorni della memoria, ci sono tantissime iniziative. Il 27 gennaio ad Abano Terme, sempre il 22 e 27 gennaio ci sono delle visite guidate che vengono organizzate in varie città, a Casal Serugo, poi c'è la giornata della memoria, viene celebrata con anche degli ospiti, insomma eccoli qua, quindi scorriamo ancora il giorno della memoria in Sala Italo Calvino a Cadoneghe, gli ebrei in Italia, giorno della memoria, la presentazione di Anna Foa, sempre organizzata dall'ANPI, tra l'altro. Ma poi c'è in tutta Italia e questo è solo qualcosa che riguarda Padova. Ce ne sono tantissime, non solo a Padova e provincia, ma poi in tutto il territorio. Grazie ai nostri ospiti, a Floriana Rizzetto, Presidente Comitato ANPI di Padova, è stata qui con noi, Domenico Amico, Coordinatore Studenti per UDU Padova, grazie alla collaborazione dello SPCGL del Veneto, buon proseguimento e naturalmente noi ci vediamo presto. Grazie. Grazie a voi.